Siamo qui con coach Simona Grillo della San Matteo Messina, oggi partita molto fisica, infatti due giocatrici sono gravemente infortunate. Com'è la situazione? Purtroppo si aggiungono le infortunate, perché già in settimana, la settimana scorsa Raffaele appena rientrata si è rifatta male, quindi questa settimana manco si è allenata. Adesso Guerri e Cascio, penso che Cascio abbia preso una bella storta. Sì, infatti lei ha una soglia del dolore altissima e invece è messa lì. E speriamo che Giorgio non abbia niente di grave, vediamo. Corsa per i playoff che si complica un po', cosa dovete fare nelle ultime partite? Vincere. Se vogliamo arrivare tra le prime 4 dobbiamo vincere. Allora, oggi rispetto ovviamente alla gara di Rescifina, ai primi 2 quarti avevamo visto, cioè loro l'atteggiamento è stato giusto, infatti le abbiamo rette, sapevamo che qui era difficile, e infatti lo è stato, però ho visto almeno un po', per metà gara ho visto un po' la voglia di riscatto delle mie, però certo la continuità manca, non possiamo fare 2 quarti sì e 2 quarti no, le perdiamo. Grazie Simone, ma per il resto del campionato. Ciao.